mi reputo fortunata perché ho fatto il lavoro che mi piaceva. Di avere questa storia alle spalle ti riempie di gioia ogni mattina. Noi siamo stati fortunati perché nel DNA la natura ci ha dato un grandissimo palato. Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di una famiglia che da più di 100 anni sta scrivendo una storia bellissima, affascinante, perché è ricca di profumi, di essenze, di giusti equilibri. Una storia scritta qui in terra vicentina, ma con profonde radici austriache, e che proprio qui a Valdagno, in questa licoreria, ha avuto proprio il suo concentrato di vita e sta avendo tuttora il suo concentrato di vita più bello, più interessante, più vivo. Perché se queste mura potessero parlare, avrebbero tante di quelle storie da raccontare. Se potessero parlare, direbbero, racconterebbero di tutte le persone che qui hanno vissuto momenti importanti per la vita, per il lavoro, per gli incontri. Addirittura qui si sono formate anche delle coppie. Però il fascino di queste mura, di questo ambiente che conserva fra l'altro le caratteristiche di un'antica bottega da vino di inizio Novecento, il fascino di questo ambiente è il calore che emana, l'aver visto unire persone di diversa origine, di diversa estrazione sociale, di qualsiasi provenienza, perché qui si faceva convivialità, incontro. Quelle sono le botti che per tanti anni ha usato Giuseppe, il papà di Daniela, e prima di lui ancora il nonno, perché il bello non è soltanto ciò che si assaggia, ma è quello che sta dietro le quinte, come nascono i liquori. E Daniela mi ha aperto eccezionalmente le porte del laboratorio, credo sia la prima volta in assoluto che lo fa, e mi ha fatto vedere come nasce il liquore di China. Dei nostri grandi prodotti, proprio, e anche qui c'è in gioco la natura. È una cosa molto semplice di per sé stessa, perché è l'infusione di questa corteccia, anzi di due tipi di corteccia, la succirubra e la calissaia. Rimangono a riposare in una soluzione alcolica per almeno 3 mesi, poi viene lavorata, filtrata, bellissimo il colore che si vede subito, e poi nuovamente trasformata in maniera molto semplice
per essere pronta alla vendita. Mi ha impressionato la grande manualità che occorre o almeno che voi adottate per arrivare al prodotto finito. Ci sono certi metodi di preparazione, come anche di confezionamento, che sono rimasti gli stessi da 100 anni a questa parte, perché purtroppo la natura non la si può, come ho detto prima, violentare, non la si può frustare. Bisogna essere dolci con la natura per poter avere dopo tutto quello che vogliamo. Siamo a Valdagno, siamo con una famiglia vicentina, ma le origini di tutto questo non sono soltanto italiane, vero? È vero, la ditta Carlotto, il liquorificio Carlotto, nasce anche e ha fama nell'arco di 100 anni, anche merito all'introduzione di ricette mitteleuropee portate in dono da Teresa Potepan, figlia di un liquorista ungherese, quindi mitteleuropeo, che ha sposato Carlotto Girolamo, mio nonno, il padre di mio padre Beppe, che assieme a mia madre Nives ha proseguito questa particolarissima attività ricercando sempre la qualità del prodotto. Ma forse il liquore che più di tutti ha reso celebre il nome di Carlotto è il rosolio, approdato, pensate, anche alla corte di Cecco Beppe. E anche qui c'è una storia molto interessante, perché qui dentro c'è un concentrato di storia delle due famiglie che hanno permesso che si ottenesse un prodotto come questo. Alla rosa bulgara, che è un segno distintivo del rosolio, perché il rosolio nostro era quello che è stato portato in dono da Francesco Giuseppe in una visita ufficiale in Italia al re Vittorio Emanuele. Il rosolio è un insieme di distillati di piante a clima mitteleuropeo, quindi no, non dico che piante sono, tanti distillati accompagnati e legati tra loro dall'olio di rosa bulgara, che è l'ingrediente principale. Che cosa esprime un liquore? Un liquore, nel nostro caso, esprime il nostro impegno, la nostra volontà a calcare le orme dei nostri avi, a cercare di non staccarci dalla natura, di non allontanarci da quello che la natura ci ha dato. Che cosa provi quando sfogli l'erbario di Papà Giuseppe? Allora, questa è una nota romanticissima, perché è grazie a mio padre se io ho questa grande passione per la botanica, direi. Mi ha avviato fin da piccola facendomi osservare come si manifestava la natura nell'ambito delle piante, dei fiori, dei profumi, e io da sempre molto curiosa non terminavo di far domande, ed è una cosa che mi segue ancora adesso, sotto forma di incontrare i profumi, di manipolare i profumi. Ed è bellissimo sapere che in questo ambiente hanno lavorato i miei genitori, hanno lavorato i miei nonni, e questa è la cosa più grande che mi riempie il cuore, perché ogni giorno il pensiero va a loro, per l'affetto, ma anche per quello che mi hanno lasciato,
e calcare le loro orme fa sentire di avere un significato, di avere un motivo, di avere qualcosa alle spalle che non è così scontato e comune. Ogni liquore racconta una storia? Ogni liquore racconta una storia. È bello, alla fine di ogni preparazione, guardando nel colore e assaporando il gusto e anche il profumo, è bello vedere e ricordarsi di quanta storia c'è dietro quel liquore e quanti aneddoti, perché noi siamo stati una famiglia che ha fondato la sua vita in questa attività. Il nostro non è mai stato un lavoro di fatica, un lavoro da fare fine a se stesso, era una cosa romantica, una magia. Come è fatto a rimanere tale per un secolo? Ma sicuramente l'essere affezionati alla qualità. Mio papà non è mai sceso a compromessi, a proposte di grandi lavorazioni, di grandi collaborazioni, per poi svilire la qualità, per incorrere nello svilire la qualità perché non era nelle sue corde. Il 2019 è stato un anno importante per la famiglia Carlotto perché è stato l'anno del centenario, 1919-2019. Ma anche il 2020 non è stato da meno perché è stato l'anniversario dell'innovazione, dell'evoluzione. Questo infatti è il negozio Carlotto Le Bontà, dove alcuni prodotti che vengono messi in vendita sono realizzati proprio con i liquori. Vista la vasta gamma che viene fatta, alcuni sono stati adottati, come per esempio il rosolio, e fatti diventare un qualcosa di più di un semplice, tra virgolette, liquore. È un segno di un'evoluzione che continua, perché non è mica finita qui, che Daniela ha in mente molto altro. È stato bello vedere, in questi ultimissimi anni, quanto i nostri prodotti sono versatili e con grande soddisfazione abbiamo potuto riscontrare quanto i nostri liquori sono versatili anche nell'arte della miscelazione. In questa tendenza sempre più diffusa. È bellissimo vedere quindi la creazione di nuovi cocktail veramente originali e tutto questo verrà raccolto in un bellissimo opuscolo che racconterà di storia, di cocktail e soprattutto di liquori Carlotto. Ed ecco perché sorseggiare il rosolio non è soltanto una degustazione, è un qualcosa di più, vero Daniela? Certamente Stefano, questo è il profumo della nostra storia. Salute. Grazie per avermela raccontata. Ci sarebbero volute ore e ore e ore perché ci sono delle aneddoti incredibili, ma torneremo. Salute. Grazie. Alla prossima cantierata, ragazzi. Prosit, avrebbe detto Cecco Peppe, vero? Giusto.